Che cosa è stato deciso? E allora, innanzitutto col sindaco abbiamo fatto una panoramica sulle problematiche insistenti nel comune di Campobello di Licata. Abbiamo fatto anche una disamina della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica per poi passare con l'ultimo episodio che purtroppo l'ha visto come protagonista. Sappiamo che l'autore dell'aggressione nei confronti del sindaco è un soggetto noto nell'ambito del comune, è un soggetto che presenta problematiche a livello psicologico, tant'è che è stato immediatamente dopo l'episodio adottato un TSO nei suoi confronti. Il soggetto autore dell'aggressione si trova attualmente ricoverato presso il reparto psichiatrico del nosocomio di Agrigento e vi permarrà per un determinato periodo. Sappiamo bene che questi provvedimenti hanno una durata circoscritta nel tempo ed è questo il motivo per il quale ho rappresentato all'Arma Carabinieri, che è la forza di polizia che procede, di adottare quegli accorgimenti necessari, ma soprattutto interloquendo con l'autorità giudiziaria, evidenziare la gravità del reato e soprattutto le modalità con cui è stato portato a compimento. Quindi io confido che da parte dell'autorità giudiziaria si tenga conto del profilo di questo soggetto e nello stesso tempo della gravità delle modalità con cui è stato portato a compimento l'episodio delittuoso. Per quanto riguarda la sicurezza personale del sindaco, immediatamente subito dopo l'atto è stato adottato un provvedimento che ha riguardato l'attivazione di una vigilanza alla sua abitazione privata. Oggi in sede di comitato sulla base della narrazione che ha fatto il sindaco e sulle dinamiche che hanno riguardato proprio l'episodio criminoso, ho voluto rafforzare il dispositivo, rafforzarlo in modo tale che il sindaco nei suoi spostamenti possa essere assistito dalla forza di polizia territorialmente competente. Quindi nel caso di specie il sindaco, nel momento in cui esce dalla propria abitazione o dalla sede municipale, verrà assistito dall'Arma Carabinieri in modo tale che possa lui sentirsi maggiormente tutelato e nello stesso tempo essere rasserenato nell'espletamento del suo mandato. Sarà una misura che avrà la sua durata e che verrà mantenuta ovviamente fino a quando avremo maggiori ragguagli sulle attività di indagine che sono state avviate nell'immediatezza del fatto e ovviamente sino a quando avrò riscontri da parte dell'autorità giudiziaria. Sindaco, questa mattina l'incontro qui in prefettura sente la vicinanza delle istituzioni? Assolutamente, assolutamente sì, ma dal primo momento. Lo stesso pomeriggio sono stato, come dire, contattato dalla prefettura, dal comandante provinciale dei Carabinieri colonnello De Tullio, o dalla locale caserma, dal mondo della politica, da tutti i sindaci, dalla questura, dalla comandante provinciale della Guardia di Finanza. Le istituzioni si sono strette attorno alla figura del sindaco che è in trincea, del sindaco che deve affrontare le problematiche, del sindaco che, qualora è costretto a dire di no, riceve delle minacce, ed è una cosa intollerabile. Lo Stato è presente, lo Stato sicuramente darà le giuste risposte a tutela non soltanto della mia persona, la voglio precisare, ma a tutela dell'intera comunità. Dopo le mie denunce, dopo gli accadimenti che mi hanno riguardato, sono emerse tutta una serie di criticità nel quartiere, un quartiere vessato dallo stesso soggetto, compresa anche con cattività economica, e queste cose sono inconcepibili e intollerabili. Io, come ho detto più volte, ho perdonato il ragazzo, anche forte da una componente cristiana. Gesù Cristo ci insegna, come dire, a perdonare, sicuramente, come dire, a condannare il peccato, ma a assolvere il peccatore. Ma ho l'obbligo della custodia di una comunità e la comunità deve essere serena, gli anziani devono essere tranquilli, di lasciare anche la porta aperta e di non essere chiusi a chiave, per come è avvenuto nel quartiere, intere imposte sprangate anche al primo piano perché avevano paura del soggetto.